Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione del terzo workshop internazionale Il giornalismo che verrà. Oggi avremo con noi molti ospiti importanti e sarà un'occasione per presentare non solo il programma di questa iniziativa, ma anche sottolineare il modo in cui questa sta crescendo nel nostro territorio e non solo nel nostro territorio, assumendo ecco, anche una certa rilevanza nello scenario nazionale. Il nostro workshop è una iniziativa assolutamente di sistema che in primis offrirà a 32 giovani la possibilità di partecipare a titolo gratuito a una serie di lezioni, attività laboratoriali e confronti a tu per tu con grandi nomi del giornalismo e allato a questo ovviamente il workshop sarà anche un festival di giornalismo, perché sarà anche un'occasione per la città e con la città ecco, di dialogo, di confronto su alcune delle tematiche più importanti ovviamente del nostro tempo. E il workshop appunto è un'iniziativa di sistema, è promossa da Sicilian Post, dalla mia testata, con dei patrocini importantissimi, la Fondazione Domenico Sanfilippo Editore, l'Università degli Studi di Catania, la Scuola Superiore di Catania che ospita l'evento e le lezioni a Villa San Saverio, lo ha fatto già negli anni passati insieme al Monastero dei Benedettini, quindi un'università assolutamente protagonista in questo. Il Comune di Catania, parte appunto imprescindibile, in partner imprescindibile ovviamente in questa occasione, l'Accademia di Belle Arti di Catania, l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, l'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania, il Consolato degli Stati Uniti d'America a Napoli, il Teatro Stabile di Catania, The European House Ambrosetti, RAI per il sociale, e abbiamo anche la media partnership con TGR RAI, e come vedete non era stato annunciato, ma novità che appunto presentiamo oggi. Main sponsor di questa iniziativa è Google News Initiative. La partecipazione al corso sarà infatti riservata a questi 32 giovani e sarà possibile gratuitamente grazie al supporto di Google attraverso la Google News Initiative, attraverso il programma GNI, e anche grazie ai contributi dell'Università degli Studi di Catania, della Scuola Superiore di Catania, dell'Accademia di Belle Arti di Catania, della Fondazione Domenico Sanfilippo Editore e di The European House Ambrosetti. Io a questo punto, visto che abbiamo dei graditissimi ospiti, passerei la parola all'assessore Mirabella, che porterà i saluti ecco, per conto del Comune di Catania. Grazie, buongiorno Tolomeo, che bellissima giornata, quanto
quanta bellezza e quanta ricchezza di partnership che lei ha citato nella sua premessa, nei suoi saluti di indirizzo. Questa è una giornata importante. Io innanzitutto ho il privilegio di portare i saluti del nostro sindaco Salvo Pogliese, che è grato a voi, a tutti i vostri partner, agli illustri ospiti che da qui a breve lei presenterà ed elencherà, per questa iniziativa importante per tanti punti di vista. Innanzitutto perché oggi è una realtà, questo è un workshop autorevole con molto seguito, dedicato soprattutto ai giovani, un under 35 di qualità in un momento in cui la comunicazione vive davvero un momento particolare. Stamattina leggevo che ANSA batteva i 10 anni dalla scomparsa di Roberto Morione e lui diceva bisogna fare sempre quello che è necessario a prescindere dalle conseguenze. Penso che questo sia un po' il cuore della missione di un giornalista, di una giornalista. La pandemia ha tenuto voi professionisti lontani dai luoghi e ahimè sappiamo bene quanto invece sia importante andare nei luoghi in cui accadono le cose. La figura degli inviati, delle inviate in questo momento va assolutamente valorizzata in un momento in cui tutto sembra a portato di social network, a portata di device. E quindi questo mettersi in discussione che oggi come anche assessore alla cultura io voglio portare nel mio saluto e indirizzo, credo sia l'essenza del giornalismo, sia di oggi di domani, è quello sul quale anche le tematiche che voi affronterete ritengo possano puntare. Voi utilizzate un metodo quasi scientifico che è quello appunto di avvicinarsi quanto più possibile alla notizia, il fatto di poter accedere ad un workshop e anche ad un corso che appunto arricchisca il bagaglio di una giornalista di un giornalista davvero, davvero vi fa onore. Io volevo fare solo una riflessione proprio sul tema delle piattaforme tecnologiche. Io non sono una giornalista, ma sono molto appassionata dei social network, mi incuriosiscono, li utilizzo a modo mio. Ma nel campo del giornalismo questo ha reingegnerizzato forse il vostro mestiere e proprio di recente, il 3 maggio, abbiamo celebrato, abbiamo ricordato anche sulla pagina dell'assessore alla cultura la giornata della libertà di stampa e ricordavamo come l'informazione sia un vero bene pubblico, forse proprio il vaccino di quello che in questo anno e mezzo di pandemia è stata anche la disinformazione. Mi piace ricordare la gravità del fatto che moltissimi paesi in realtà non ricevono informazioni corrette. Quindi il tema ovviamente oggi è di urgente rilevanza. Ritengo, spero che possa essere approfondito non solo in questo autorevole workshop, ma anche successivamente, e per questo gli spazi della nostra città saranno sempre aperti, ma il cambiamento di comunicazione, questa distanza che sta influenzando anche in fondo, se ci riflettiamo, la nostra salute, i nostri diritti umani, le nostre democrazie ci mette a dura prova. Quindi il ruolo dei giornalisti in questo è assolutamente importante. È un vero vaccino contro la disinformazione che purtroppo dilaga in moltissime parti del mondo. Io mi avvio alla conclusione, lasciatemi salutare, vi vedo minuscoli nel mio cellulare, quindi spero di non dimenticare nessuno, Vania Patanella, la professoressa, la nostra prorettrice, Marina Paino, la professoressa Graziella Seminara, Cetti Loteta, Giovanni Parapini, Antonello Piraino, il nostro direttore del quotidiano, che saluto affettuosamente, e ovviamente lei, dottor Romeo, e tutti coloro che aderiranno a questo workshop. Vi ringrazio per il vostro impegno, vi ringrazio perché le tematiche che avete scelto sono tematiche anche importanti. Parlerete, ho ascoltato nel vostro ricchissimo programma, anche di giornalismo del sociale con il presidente Di Bella che avrete ospite. Siamo come assessorato alla pubblica istruzione, come assessorato alle politiche sociali, con il sindaco facendo un progetto è proprio collegato a Liberi di Scegliere che voi affronterete anche nei vostri workshop. Parlerete del coraggio delle donne, parlerete di temi molto appassionanti, quindi grazie davvero, in bocca al lupo per questo importantissimo momento di confronto. Grazie per averci accolto come città, per noi è un privilegio starvi accanto. Bene, grazie mille Assessore, sono parole molto belle e per noi... Ecco, saluto Laura Sicignano, scusate, adesso che ho
rimpicciolito lo schermo, vedo tutti gli ospiti e Lina Scalisi, chiedo scusa, sapevo di fare gaffe terribili e spero di non aver dimenticato nessuno. Buonissimo lavoro, perdonami Laura. Grazie Assessore, noi siamo felicissimi che questa iniziativa si svolga al sud, si svolga a Catania. Per una volta questo significa essere veramente attrattivi sul piano nazionale, quindi questo è un aspetto molto, molto interessante. Grazie per aver ricordato anche l'attenzione verso il sociale, ne parleremo durante questa presentazione. Ci terrei a sottolineare che per quanto concerne la parte del corso, in particolare anche la graduatoria degli ammessi sarà stilata nel rispetto dei principi di EI, quindi Diversity, Equality and Inclusion, e questo per noi è molto importante in questo momento. Questo evento... Un saluto a Giuseppe Di Fazio, io vi seguo e mi metto in mute come il pesce della Winter. Grazie. Ha chiamato in causa Giuseppe Di Fazio e io non posso che dargli la parola perché Giuseppe è il professore Giuseppe Di Fazio, presidente del comitato scientifico della Fondazione Domenico San Filippo Editore, è la vera anima, l'ideatore e la vera anima di questo workshop. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti. Come detto, presentiamo stamattina la terza edizione del workshop sul giornalismo che verrà. Ecco, terza edizione significa che il workshop non è un evento passeggero di una stagione, ma è un lavoro che è cominciato già nel 2018, che continua. Vorrei sinteticamente comunicare la genesi di questa iniziativa e il metodo che la caratterizza. Direi che l'idea del workshop è nata da due fattori. Da una parte la presa d'atto della crisi del giornalismo tradizionale. Chi vi parla appunto è un giornalista della carta stampata. Pensate alla grave crisi delle vendite dei quotidiani. Nel decennio fra il 2006 e il 2015 in media i giornali italiani hanno avuto un calo del 50% delle vendite. Quindi stava entrando in crisi un modello di fare informazione e se ne affermava un altro, il giornalismo online. Con la pandemia questa crisi è cresciuta, ma si è visto che davanti alla mole enorme delle fake news il giornalismo tradizionale aveva ancora un ruolo fondamentale. Quindi la domanda, ma come immaginare il giornalismo ai giorni nostri? Cosa ci riserva il futuro? Quindi questo è il primo elemento che ha generato in noi l'idea di promuovere il workshop. Il secondo fattore è la pratica di un dialogo intergenerazionale. Più volte è nel mio lavoro di giornalista al Quotidiano della Sicilia e negli ultimi anni come docente di storia e tecnica del giornalismo al Visum, mi sono chiesto cosa dire ai giovani che collaborano già col giornale e vogliono diventare giornalisti. Cosa dire? Che tutto è finito? Che non c'è speranza di trovare lavoro? E che cosa dire agli allievi del corso che mi chiedevano: si può ancora svolgere il mestiere di giornalista? Devo dire che a rispondere a questa domanda mi hanno aiutato alcuni giovani colleghi che hanno provato a rischiare, cioè rischiare di fare i giornalisti in questo mondo cambiato e rischiare di farlo qui in Sicilia, cosa ancora più difficile. Mi riferisco in particolare, ma non solo, all'iniziativa di Sicilian Post, che oggi organizza il workshop. Ecco, quando abbiamo visto i primi segnali positivi
credo nel 2017, il premio Giovannini come migliore startup del giornalismo italiano, o nel 2018 il premio Google DNA per l'innovazione, abbiamo cominciato a prendere sul serio l'idea che ci potesse essere un futuro per il giornalismo qui in Sicilia e che questo potesse essere anche un motivo di speranza per i giornali tradizionali, quello in cui ho lavorato io fino a qualche anno fa, per le televisioni e gli altri giornali cartacei. Ecco, c'è un metodo che ha segnato questo lavoro del workshop. Di cosa c'era bisogno per mettere in moto questo lavoro? Certamente di giovani disposti a rischiare, certamente di finanziamenti, ma soprattutto di creare una rete, di trovare cioè alcuni maestri e amici, giornalisti o manager disposti ad accompagnare questo cammino. Ecco, io devo dire che per fortuna li abbiamo trovati. Colleghi di varie testate nazionali e internazionali, e non era scontato, che da alcuni anni ci stanno accompagnando in una maniera intelligente e creativa. Il punto di svolta, per quanto mi riguarda, lo cito en passant, è avvenuto quando, nell'inverno di 2 anni fa, un manager internazionale è venuto a Catania apposta per fare un pranzo con la giovane redazione del Sicilian Post. E dopo aver ascoltato cosa facessero i giovani giornalisti, ha fatto una domanda che onestamente mi ha spiazzato. Ha chiesto: come potete aiutarmi? Cioè, immaginate il manager di un'azienda che fattura miliardi di euro, che chiede ad alcuni giovani siciliani: come potete aiutarmi? A distanza di 2 anni devo riconoscere che aveva ragione lui. Cioè, nel senso che quei giovani che erano al tavolo si sono inventati un'idea che sta effettivamente aiutando quell'azienda. Ecco, questo dialogo fra giovani e maestri, fra giovani e imprenditori, è lo spirito del workshop. Il workshop è pensato per creare dei momenti laboratoriali in cui quest'anno 32 giovani aspiranti comunicatori o giovani giornalisti hanno la possibilità di imparare da maestri nel settore e al tempo stesso di dialogare con loro. Chiudo con una notazione finale. La sorpresa di quest'anno è la rete di partner che sostengono l'iniziativa. Ecco, basta scorrere l'elenco, lo diceva già prima Giorgio, per averne un'idea. Questa rete è il valore aggiunto dell'iniziativa, perché con questi partner, ciascuno con la propria specificità e le proprie competenze, è nata una collaborazione che ci rende capaci di iniziative prima impensabili. Molti dei panel del programma, lo vedremo tra breve, di quest'anno sarebbero stati impensabili senza questa collaborazione con loro. Ed è per questo che io oggi li ringrazio pubblicamente e sinceramente. Grazie e ritorno la parola a Giorgio. Grazie professore, dire emozionante quello che hai detto, almeno mi tocca in maniera molto forte. Come hai giustamente detto, questa iniziativa sarebbe molto diversa, molto più piccola, molto meno significativa senza il supporto di questi partner. Alcuni di questi partner però è importante ricordare che ci hanno accompagnato fin da subito. E il più importante di questi partner è per noi è l'Università di Catania, perché questo workshop nasce nella scuola d'eccellenza dell'Università di Catania, che ha mostrato molta apertura alla città
ricordando di essere a Catania non solo per formare l'eccellenza, ma anche per condividere l'eccellenza con la città. E oggi l'Ateneo ci supporta in maniera veramente, veramente importante. Quindi io ringrazio per la presenza la prorettrice Vania Patanè e le passo immediatamente la parola. Cortesemente il microfono. Professoressa. Ok, penso che adesso sia tutto a posto. Allora, innanzitutto grazie Giorgio, siamo noi università a ringraziare voi per questa iniziativa. Io sono qui innanzitutto per portare i saluti dell'università, di Francesco Priolo, il magnifico rettore che ha sempre seguito, sapete, con quanta attenzione, con quanto affetto e con quanta partecipazione questa iniziativa, quando è stato presidente della scuola superiore e adesso nella sua veste di rettore. Continua ad avere davvero un occhio di attenzione particolare per questa magnifica iniziativa. Porto i miei saluti personali perché anch'io ho vissuto da vicino le esperienze pregresse del workshop, non solo adesso nella mia veste di prorettrice, ma anche prima quando ero presidente della scuola superiore, e devo dire che è un'esperienza splendida per i ragazzi che hanno l'opportunità di farla. Il tema è importante perché il giornalismo che verrà è un giornalismo che dovrebbe finalmente sfrondarsi di tutti quei pregiudizi che aleggiano attorno a una professione così nobile, una professione che ha soprattutto uno spessore etico e una grandissima responsabilità, perché veicolare le notizie non è un processo automatico. E la capacità di veicolare le notizie in modo aderente alla realtà, senza travisare i fatti, senza alterare quella che è la realtà stessa, perché sappiamo gli effetti dirompenti che questi meccanismi distorti possono provocare. E allora io trovo sia un'iniziativa splendida quella di poter dare a 32 ragazzi, peraltro grazie all'intervento di questi sponsor, partecipando gratuitamente a questo corso, la possibilità di toccare con mano quelle che sono le dinamiche, le tecniche di una professione sicuramente affascinante. Chi di noi non ha sognato di fare il giornalista? E devo dire che abbiamo sotto gli occhi a livello locale, a livello nazionale, giornalissimi di altissima levatura. Alcuni di questi saranno ospiti di questo workshop e quindi per i ragazzi sarà veramente un'opportunità unica potersi confrontare con loro, poter come dire, chiedere anche, domandare curiosità che probabilmente non avrebbero mai l'opportunità di fare senza queste occasioni di confronto. È una grande opportunità per il territorio perché riesce a coagulare attorno a questa iniziativa tantissime persone che sicuramente avranno modo di vedere come la Sicilia sia una terra dalle grandissime potenzialità, con una grandissima voglia di riscatto e forse adesso sono maturate le condizioni perché questo riscatto avvenga con la partecipazione di tutti, con la volontà di tutti, con la generosità di tutti. Per quanto riguarda l'Università di Catania, mi sento di dire anche a nome del Rettore che noi ce la metteremo tutta, saremo sempre al vostro fianco nel supportare queste iniziative e grazie a tutti coloro, a tutti i partner, a tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa anche come relatori, perché hanno potuto far sì che anche la terza edizione del workshop internazionale di giornalismo potesse avere luogo. Era un'iniziativa che attendavamo da tempo, che è stata procrastinata causa pandemia, ma che adesso, augurandoci tutti un graduale ritorno alla normalità, finalmente segnerà l'inizio di questo lento ma progressivo ritorno alla normalità.
Grazie ancora e in bocca al lupo per questa prossima edizione del workshop. Bene, grazie. Appunto, l'università sempre al nostro fianco in questa iniziativa è uno dei docenti dell'università che ha da sempre avuto un ruolo fondamentale in questo workshop è la professoressa Lina Scalisi. Professoressa Lina Scalisi, che oggi è presidente dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Questa è per noi una novità straordinaria, perché ci ha consentito di rendere questa iniziativa ancora più un'iniziativa di sistema e di aprire il nostro sguardo a appunto una prospettiva molto più ampia. Lo vedremo nel programma, perché il programma ovviamente è veramente arricchito anche del supporto della partnership con l'Accademia di Belle Arti. Professoressa, a lei la parola. Grazie Giorgio, grazie a tutti, ed è un piacere essere qui. È un piacere essere qui in questo workshop che ho visto dall'inizio. Quando Giuseppe Di Fazio parlava, rivedevo appunto, ho rivissuto in qualche modo insieme a lui i ragionamenti che sono stati fatti all'interno della Fondazione, il confronto stimolante con Sicilian Post, che è stato veramente una risorsa per questo territorio. Questa iniziativa ha un valore importantissimo, perché ha un valore intergenerazionale che è stata da subito la sua skills, cioè ha messo all'interno di un comparto come quello del giornalismo di tale elevata funzione sociale, perché è stato già ricordato dall'assessore Mirabelli, è stato già ricordato dal prorettore e da tutti, quanto sia necessaria oggi una buona informazione, una informazione corretta, un'informazione che sia fondata su una metodologia della ricerca della notizia di altissima qualità. Questo workshop dimostra che questa Sicilia, che in questa città ha luogo un laboratorio, come sempre è stato tutto sommato nella nostra isola, un laboratorio di iniziative che realmente non conoscono confini geografici. Non mi meraviglia l'aneddoto del manager che è venuto a cercare da questi ragazzi idee talentuose, perché il talento è una delle caratteristiche di quest'isola, è una delle caratteristiche di questa città. Oggi io sono qui nella veste di presidente dell'Accademia delle Belle Arti e non posso che essere contenta di poter partecipare a questa con l'istituzione che rappresenta questa iniziativa, perché all'interno di questo mondo così variegato il valore del segno, la qualità della illustrazione, dell'immagine, della forma, del modo in cui si comunica, altro che con le parole, con le immagini, i contenuti, è fondamentale. L'Accademia ha dei corsi, ha dei docenti di altissimo livello, ha i corsi di design della comunicazione visiva, ha al suo interno importanti corsi che guardano alla comunicazione, alla sociologia dell'informazione. Quindi non poteva non essere al vostro fianco in questo momento, non poteva che partecipare. Noi abbiamo tra l'altro uno dei nostri docenti, Gianni Latino, che sarà uno dei relatori della tavola del 17. Quindi credo che in questo campo forse l'Accademia è riuscita ancora di più ad allargare le opportunità che i ragazzi che parteciperanno, ma anche chi comunque vorrà come uditorio ascoltare queste lezioni, questi corsi, potrà assumere. Quindi sono estremamente contenta, credo che state facendo un grande lavoro, che stiamo facendo un grande lavoro, perché stiamo dimostrando che non soltanto le reti sono possibili, che non soltanto il dialogo intergenerazionale è possibile, che tutti hanno bisogno di apprendere da tutti e che questa sinergia maestra e allievi credo che sia veramente eccezionale. Quindi grazie Giorgio, grazie a tutti e ci rivediamo sicuramente alla scuola superiore, ci rivediamo in questi giorni e buon lavoro a noi. Grazie davvero professoressa Scalisi,
davvero per noi è veramente importante la sua presenza. Credo che l'assessore Mirabella abbia per altri impegni la necessità di andare via, quindi la ringraziamo e la salutiamo. E il microfono, comunque, va bene, grazie. Proseguiamo la nostra conferenza stampa, perché abbiamo appena appunto parlato dell'Accademia, e questa iniziativa ha accolto quest'anno anche la partnership con l'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania, quindi un altro aspetto molto importante, molto bello, lo vedremo anche questo nel programma. Si aggiunge un altro tassello al nostro progetto. Passo subito la parola alla professoressa Seminara. Il microfono, professoressa. Grazie. Intanto vorrei unirmi agli apprezzamenti per questa iniziativa, perché il suo respiro, la sua proiezione internazionale si collega con un radicamento nel territorio della nostra città e offre agli studenti della nostra città delle possibilità, delle opportunità che non necessariamente avrebbero potuto avere. E lo ringrazio, Giorgio Romeo, anche per avere pensato all'Istituto Superiore di Studi Musicali, che tra l'altro è in una fase molto particolare, che è il percorso che ci condurrà alla statizzazione, quindi alla trasformazione in conservatorio di Stato al 1° novembre del 2021. E lo ringrazio perché ha riconosciuto all'Istituto quel ruolo culturale che io ho cercato di dargli sin dall'inizio della mia presidenza, mettendolo in rete, facendo sistema con le istituzioni culturali della città, l'università in primo luogo, il Teatro Stabile di Catania, anche l'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa e infine grazie ai rapporti con la collega Lina Scalisi, che ringrazio anche per il supporto che l'Accademia ci sta dando in questo momento, l'Accademia di Belle Arti di Catania. Io non aggiungo nulla a quanto hanno detto i colleghi sul senso e sul ruolo del giornalismo e sulla valorizzazione di questo mestiere, che non è solo un mestiere, assume appunto una valenza etica estremamente alta. Vorrei invece sottolineare lo spazio che all'interno del workshop viene dato alla riflessione sul giornalismo culturale, che è una riflessione, a mio parere, che va fatta, va portata avanti nella misura in cui c'è una progressiva riduzione degli spazi della riflessione culturale all'interno della carta stampata. Quindi riflettere sul giornalismo culturale, riflettere sugli spazi che vengono dati, sulla gerarchia che viene data alla comunicazione culturale, all'interno della quale tra l'altro la musica, gli spettacoli musicali si collocano generalmente nell'ultima parte delle terze pagine o dei domenicali come quello del Sole 24 Ore. Ecco, riflettere su questi aspetti costituisce secondo me un momento importante della formazione di un giornalista. Quindi lo ringrazio particolarmente anche per aver dato spazio a questo tipo di riflessione, che è un momento importante di una generale ripensamento della funzione del giornalismo in un momento di profonda trasformazione, qual è quello che noi stiamo vivendo. Vorrei aggiungere che benché quest'anno l'Istituto non sia stato in grado di contribuire anche economicamente, favorendo la costituzione di ulteriori borse di studio alla realizzazione del workshop per ragioni di vincoli legati al processo di statizzazione, è mio impegno dare un contributo anche in termini economici alla prossima edizione del workshop. Quindi faccio tanti auguri a Giorgio Romeo e a quanti hanno organizzato questa importante iniziativa, perché si realizzi bene quest'anno e perché prosegua negli anni a venire.
Grazie, davvero appunto il dibattito sul giornalismo culturale sarà protagonista, sicuramente sarà uno dei temi importanti affrontati dentro il programma che vedremo tra poco. Intanto appunto grazie alla professoressa Seminara, per noi la presenza dell'Istituto Bellini è per noi veramente molto, molto importante. Passerei ora la parola a Laura Sicignano, perché il Teatro Stabile, che è già partner, perché noi lo scorso autunno abbiamo già presentato un piccolo spin-off, una piccola anteprima di quello che sarà questo workshop. Lo abbiamo fatto felicemente a teatro, e torneremo a teatro, che per noi è la gioia più grande, cioè quella di poter ritornare veramente nelle sale teatrali. Lo faremo per la serata di gala di questo workshop, che poi vedremo nel programma, insomma sarà la domenica 20 giugno, e il teatro per noi è diventata veramente una casa. Si è parlato di sinergie. Io devo dire che quando parlavamo del fatto che non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo senza lo sforzo di tutti, ecco, il teatro sicuramente ci ha aiutato moltissimo a rendere questa cosa ancora più bella. Direttrice. Allora, buongiorno a tutti. Naturalmente siamo molto orgogliosi di far parte di questa iniziativa che, come è già stato detto, è pregevole perché mette insieme generazioni e mette insieme talenti locali e illustri personaggi nazionali e internazionali. Mi è piaciuto moltissimo l'episodio narrato dal dottor Di Fazio, che, come dire, capovolge i punti di vista. Credo che un buon giornalismo e un buon teatro debba capovolgere i punti di vista in modo da poter vedere la realtà in una maniera appunto più personale, più individuale, meno omologata, e sono certa che questo workshop e questo tipo di iniziative possono contribuire ad aiutare i giovani a leggere, a decifrare la complessa realtà in cui viviamo con dei punti di vista appunto inconsueti e non omologati. Ho letto il programma con moltissimo interesse e naturalmente mi ha colpito e mi ha rallegrato la presenza di tematiche che a me stanno molto a cuore, come appunto la tematica sulle donne e appunto il giornalismo culturale. Noi abbiamo visto in questi anni ridursi sempre più gli spazi dedicati allo spettacolo dal vivo sui quotidiani, ahimè, e nascere anche però sul web una rete molto complessa di giornalisti che appunto scrivono, recensiscono, viaggiano, vedono spettacoli e ne parlano sul web. Quindi si sono creati come due mondi che a volte dialogano e a volte no, che spesso hanno anche predilezioni differenti come gusti di spettacolo, e quindi sarà interessante assistere anche a questo dibattito così, diciamo, specifico, ma molto legato al nostro ambiente. Siamo contenti di ospitare dal vivo questo evento, perché voi sapete quanto il nostro comparto ha sofferto per l'impossibilità di incontrare il pubblico dal vivo in questi lunghissimi mesi. Il Teatro Stabile è riaperto proprio in questi giorni le porte con ben 2 spettacoli, uno al cortile di Palazzo della Cultura, l'altro proprio alla Sala Verga. Quindi viviamo questo momento con particolare gioia, fermento, e l'incontro col pubblico dal vivo per noi è veramente essenziale. Quindi poter realizzare anche questo incontro in presenza, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza, che comunque sono più semplici per il pubblico di quello che si possa pensare, siamo felicissimi di incontrarvi.
la rete è vitale per noi, la rete di soggetti sani, intraprendenti, curiosi del territorio, e quindi ancora una volta ci troviamo a lavorare fianco a fianco con istituzioni importanti e dinamiche, e so che sarà, come dire, una delle tante, cioè fa parte di un percorso che è stato costruito, che stiamo costruendo insieme, dove naturalmente la professoressa Scalisi, che è anche la vicepresidente del Teatro Stabile, ha avuto un ruolo molto importante, e come dire, si è detto in questo periodo di pandemia, ed è vero, è insieme che si riesce a costruire veramente. E io credo, soprattutto in una città, in un momento che sta attraversando un momento così difficile di ricostruzione, se c'è questa collaborazione, questa sinergia così costruttiva, così creativa, ce la faremo. Grazie. Grazie direttrice. Sì, ce la faremo, e sicuramente andremo verso un futuro roseo per quello che è il nostro territorio, per i nostri giovani, per la cultura. Questi sono sicuramente tematiche che a noi stanno molto a cuore. Tra i partner di quest'anno ne abbiamo uno estremamente prestigioso, che si è aggiunto a questa meravigliosa rete, che è l'European House Ambrosetti, e abbiamo la responsabile scenario Sud, Cetti Lauteta, che sarà anche poi protagonista di un incontro, lo vedremo poi in presentazione di programma qui a Catania, e a lei la parola. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ringrazio sia chi ci sta ascoltando, sia i colleghi che mi hanno preceduta, che mi hanno molto ispirata, devo dire, hanno aggiunto delle riflessioni al velocissimo messaggio che oggi voglio lasciarvi come degli European House Ambrosetti, però anche come responsabile dello scenario Sud e anche come donna del Sud. Il giornalismo che verrà è sicuramente un titolo che ci rimanda a questo concetto di futuro, no? E noi in questi mesi, nell'anno che è appena trascorso, abbiamo perso molte cose, abbiamo dovuto rivedere i nostri spazi, il nostro tempo, molti di noi hanno perso anche persone care, e quando perdiamo molte cose, ciò che secondo me può aiutarci a rilanciarci, che è anche lo spirito con cui noi ci approcciamo alle regioni del Sud, è il senso del futuro, no? La progettazione del futuro. Il futuro però va preparato con metodo, con degli strumenti, facendo squadra, lavorando insieme. E in questo percorso di progettazione del futuro su cui noi siamo impegnati anche in Sicilia, la comunicazione, quindi il giornalismo, e soprattutto i giovani giornalisti, quindi coloro che sostanzialmente si affacciano ad un mestiere così prestigioso e anche così importante, ha un ruolo che è di educazione, di preparazione, di responsabilità. A me ogni tanto piace dire che la comunicazione e il giornalismo hanno anche un ruolo politico, in un tempo che è sicuramente molto complesso e che quindi richiede risposte molto complesse anche da parte della comunicazione e anche da parte del giornalismo. Quindi io sono particolarmente felice che questo workshop nasca in Sicilia, poi alla terza edizione, quindi sta continuando a crescere in Sicilia, che è una regione a cui noi teniamo moltissimo come degli European House Ambrosetti. Sono felice che nasca in un territorio che deve rivedere anche quota parte della propria comunicazione, e sono sicura che sarà una bellissima opportunità per rimettere al centro un po' i giovani, e capovolgendo anche alcuni punti di vista che caratterizzano poi i temi di sviluppo, di rilancio del Sud, promuovendo appunto
la condivisione di buone pratiche, di buone esperienze, anche un modello di comunicazione che sia evolutivo e che in questa prospettiva riesca, ecco, a guardare con fiducia e con ottimismo ai tempi che verranno. Quindi vi ringrazio tantissimo. Siamo felicissimi di partecipare a questa iniziativa e di poter sostenere questi giovani, e saremo ancora più felici di vederci di persona a giugno in Sicilia. Grazie a tutti. Grazie davvero della vostra partecipazione. Appunto, Scintilla Uteta sarà protagonista dentro il nostro programma di un dibattito sullo sviluppo del Sud, e lo farà con il direttore della Sicilia di Catania, del quotidiano La Sicilia di Catania, che è il quotidiano appunto che da sempre ci racconta e ci guida nella comprensione della nostra isola, e ovviamente il cui archivio storico è valorizzato dalla Fondazione Domenico San Filippo Editore, quindi insomma la Sicilia è una parte importante e fondamentale, ecco, di questo workshop. Direttore Piranio. Eccomi, buongiorno direttore, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti coloro che mi hanno preceduto. Io cosa posso dire? Che questo workshop rischia di diventare piacevolmente, è un rischio piacevole, rischia di diventare un appuntamento spartiacque nel nostro calendario, nel calendario di ognuno di noi, nel calendario pratico e dell'immaginario ci sono degli appuntamenti fissi, il compleanno dei cari, gli eventi più particolari, eccetera, eccetera. Il workshop meritoriamente si è scavato già in questi pochi anni una casella per noi della Sicilia, per noi la fondazione DSE, una casella importante perché quello che più o meno pomposamente si chiama workshop, molto più praticamente per noi artigiani della penna e oggi della tastiera, è una finestra sul futuro, è un'occasione per capire, per vedere dove va il nostro mondo, dove va la nostra professione, ed è un elemento utilissimo. Noi dobbiamo farci spugna in ogni occasione in cui si parla della nostra professione, e questa è un'occasione particolarmente prestigiosa e importante perché ci mette di fronte a degli interlocutori giovani ma già avvertiti, giovani e vogliosi di andare a fare questa nostra professione che inevitabilmente dovrà cambiare, è cambiata già con velocità sempre più rapide. Io ricordo a me stesso e chiedo conforto all'amico e al collega Giuseppe Di Fazio, un ciclo produttivo nel nostro ambito durava un decennio, adesso praticamente una grafica fatta 3 anni fa rischia di apparire già vecchia, e quindi il giornalismo che verrà è un invito per noi vecchi, più o meno con virgolette giornalisti, per vedere cosa potrà essere questa nostra professione fra qualche anno e come è già cambiata. Dicevo poc'anzi che dobbiamo farci spugna in queste occasioni e capire dove va il mondo. E il mondo va, io dico che il futuro è un termine importante, ma non bisogna ammalarsi di futuro. Io non voglio restare ancorato a una professione che non esiste più, che rischia di non esistere più veramente. Questa volta il rischio non è un rischio piacevole, ma rischia, se non evolve questa maniera di produrre informazione sulle varie piattaforme, cartacea o meno, cambia poco, rischia veramente di diventare un reperto archeologico. E noi non vogliamo essere un reperto archeologico, perché i reperti poi vanno in cantina, vanno in soffitta, si frantumano, non vengono visti, e quindi vogliamo e dobbiamo adeguarci, stando attenti appunto che il futuro non è sempre bello, e la pandemia ai noi ce l'ha confermato. La produzione di migliaia di fake news in fondo è figlia di quel sitting journalism del quale forse troppo spesso in maniera acritica ci siamo innamorati
in tempi più o meno recenti, dicendo che era tutto bello. In realtà il sitting journalism non è sempre tutto bello, no? Occorre la mediazione la mediazione che è propria del giornalista, della verifica delle fonti, delle informazioni, del confronto tra più idee, per poi farsi una propria idea, offrire una propria idea anche ai lettori, alla platea dei lettori o degli ascoltatori. E quindi non sempre il sitting journalism è stato bello e non sempre il futuro è sempre bello. Io non mi ammalo di futuro, voglio curarmi provando a capire dove va il mondo e a capire e a comprendere bene, ahimè l'abbiamo già compreso da un pezzo, che il vecchio modello del giornale, del giornalismo, del giornale cartaceo nella fattispecie, il modello notizia importante, edicola, copia, redditività dell'azienda, ai noi non regge più, perché le edicole scompaiono, prima ancora dei lettori scompaiono le edicole, e quindi le aziende, oltre che i giornalisti, devono reinventarsi. E come fare? Facendo un modello di business che rende il giornale sempre più centrale nel dibattito di una città, di un territorio, di una regione, nel nostro caso, sempre più centrale, al di là del numero delle copie che si piazzano in edicola o che si possono comprare digitalmente. Quindi un giornale sempre più autorevole, magari più piccolo, ma sempre più credibile, sempre più centrale nel dibattito, sempre più partner, sponda, spalla di tutto ciò che è di positivo, di tutto ciò che si muove attorno al territorio. Faccio qualche esempio. La Sicilia ha raccolto al volo il progetto Liberi di scegliere del Presidente del Tribunale dei minorenni, nuovo Presidente del Tribunale dei minorenni di Catania, perché ci siamo resi conto che qualsiasi discorso di sviluppo del territorio, di futuro del territorio, qua stiamo parlando appunto, decliniamo molti verbi al futuro, il giornalismo che verrà, ma in quale Sicilia che verrà? Ecco, ci siamo resi conto, siamo ben consapevoli che il riscatto delle periferie, il recupero della marginalità sociale dei ragazzi, la riduzione della dispersione, della percentuale di dispersione scolastica che ai noi nelle nostre città è particolarmente alta, sia fondamentale, sia un asset fondamentale per lo sviluppo del territorio. E un giornale è specchio di questo sviluppo del territorio. Il giornalista deve essere sponda, specchio, spalla di chi opera per il bene del territorio. Nel nostro piccolissimo proviamo a farlo. E io sempre più mi rendo conto che noi non facciamo informazione tutta una parola, ma noi facciamo informazione. Mi piace spezzettare questo termine perché proviamo a formare nuove coscienze, proviamo a favorire lo sviluppo di altre coscienze rispetto a un passato anche recente, informando, quindi formando e informare. E ovviamente il giornalismo culturale, mi piace mettere l'accento riprendendo ciò che è stato detto poc'anzi, il giornalismo culturale nel nostro panorama proviamo a non lasciarlo. Ci sarà un panel importante che parla di questo aspetto. Un giornale cambia anche ricordando che deve essere un luogo di approfondimento, un'agorà, un'altra maniera di essere, come dire, teatro. E quindi si rinuncia a tanti spazi. Noi non abbiamo mai rinunciato agli spazi culturali, anzi li abbiamo ampliati, rendendoci conto che un giornale di carta digitale può e deve avere nell'ambito culturale uno spazio di approfondimento importante. Lo proviamo a fare quotidianamente e vediamo di riuscire a farlo sempre anche dandoci una prospettiva che, ripeto, deve essere quella di essere partner delle cose belle che accadono nel territorio, raccontando anche quelle meno belle. Ripeto, per noi questo workshop è una finestra sul futuro. Io sono contento di appartenere a un'azienda che in Sicilian Post, su Sicilian Post ha investito quotidianamente negli scorsi anni, settimanalmente. Il nostro quotidiano ospitava una pagina fatta dai ragazzi, un'iniziativa che si inserisce nel solco di altre iniziative che l'azienda per la quale ho il privilegio di lavorare ha coltivato. Penso al newspaper game, alle iniziative che ancora adesso, anche in piena pandemia, abbiamo provato a fare per quello che è stato possibile fare con le scuole di ogni ordine e grado. Noi, il giornale, ha ospitato la pagina fatta dai ragazzi del Sicilian Post
per un anno intero, Giorgio correggimi se sbaglio, abbiamo fatto tante iniziative insieme proprio perché ci rendiamo conto che aprire una finestra su ciò che accade accanto a noi, con strumenti diversi, necessariamente diversi, con spazi necessariamente diversi, ovviamente diversi, è fondamentale per chi ha una storia, la nostra è di 76 anni, e vuole avere altri 76 anni, altri 76, altri 76 di storia davanti. Per avere questi altri anni è importante confrontarsi con chi è un nativo digitale, con chi ha approcci diversi. L'approccio fondamentale è quella della professionalità. Quindi grazie di esserci, grazie dell'invito e per quanto possibile saremo sempre più presenti. Grazie ancora. Grazie di cuore, direttore Piraneo. Insomma, sì, il Sicilian Post da quando è nato ha dialogato in maniera molto stretta, ha trovato sempre un interlocutore eccellente nel quotidiano da Sicilia, quindi questo dibattito tra carta digitale che è al cuore, diciamo, al centro di questo workshop. Però ecco, nelle tue parole, direttore, c'era anche un aspetto molto importante. Hai sottolineato, ricordando per esempio il supporto all'attività del presidente Di Bella del Tribunale per i minorenni, l'importanza di guardare alla realtà, al sociale, a ripartire dai giovani. Allora io sono molto felice che questo giro di presentazioni si possa concludere con l'intervento di Giovanni Parapini. Allora lasciatemi dire che per noi è un onore grandissimo avere Rai per il Sociale come partner, perché siamo convinti che è dallo sguardo verso la realtà, da un'attenzione al sociale che nel paese sta cambiando. Rai per il Sociale nasce per questo, è da lì che dobbiamo ripartire. Quindi passo la parola al direttore di Rai per il Sociale, Giovanni Parapini, che ringrazio moltissimo per aver aderito anche a questa presentazione, e sarà anche lui nostro ospite in presenza. Anche lui dialogherà sia con i corsisti sia con chi ci verrà a trovare. Prego. Esattamente. Innanzitutto buongiorno, vi chiedo se mi sentite bene, perché ho avuto dei problemi questa mattina con un altro collegamento. Funziona, grazie. Quindi funziona bene tutto. Allora, vabbè, innanzitutto buongiorno, e anch'io mi associo ovviamente ai ringraziamenti, in particolare a Giorgio Romeo e a Giuseppe Di Fazio, che hanno organizzato questa presentazione e che ci hanno invitato. E ringrazio anche Barbara Mirabella, perché ha avuto così delle parole, diciamo, di affetto, di accoglienza per ciascuno dei relatori, cosa che non è sempre scontata. Io vi chiederei, se non vi può sembrare strano, un momento di riflessione per due persone. Una, diciamo, che abbiamo ricordato l'altro giorno e che è stata citata in premessa, che è Roberto Morione, diciamo un grande giornalista della RAI, un grande giornalista investigativo della RAI, che ha segnato, credo, come dire, una pagina di cultura giornalistica per chi fa questo mestiere. E soprattutto ha dimostrato sempre un grande coraggio e, come si suol dire, la schiena dritta. E l'altro è l'omaggio che ci stiamo per apprestare a produrre fisicamente, a realizzare in occasione di domenica 23 maggio, quindi la strage di Capaci, in memoria del giudice Falcone, della moglie Morbillo e di tutti gli agenti della scorta, e soprattutto di tutte quelle vittime di mafia che questo paese purtroppo ha dovuto ricordare e celebrare. Noi come servizio pubblico siamo vicini a loro, siamo vicini a Roberto Morione, siamo vicini a Falcone, siamo vicini a quel pezzo d'Italia che combatte le ingiustizie, che combatte le prevaricazioni, che combatte la disonestà. Questo ci tenevo a dirlo come premessa, perché
io lo sento come cittadino, oltre che come dirigente della RAI in modo particolare, questa mi sembrava un'occasione da condividere. Detto questo, un saluto anche pieno di ottimismo, ovviamente di energia positiva e di speranza a tutti i relatori che mi hanno preceduto e anche a coloro che ci stanno seguendo in modalità digitale. Si è già detto molto in relazione a questa coraggiosa, e sottolineo coraggiosa, iniziativa, della sua importanza e dei valori che rappresenta. Perché io penso che unire la formazione alla pratica e all'azione, quindi al fare, non è una formalità rituale che uno pensa di organizzare in un momento dato dell'anno, ma noi crediamo che deve essere un impegno costante, incessante di tutti coloro che come noi, amici o sostenitori, pensano a vario titolo e credono negli ideali e nell'opera che questo genere di iniziative, soprattutto se supportate dal servizio pubblico, interpretano e continuano a interpretare per chi vuol fare il mestiere del giornalista, soprattutto andando a fondo della verità, quindi avendo questo elemento di coraggio che citavo anche all'inizio. Vedete, io penso che ci sono molte modalità di formare, di informare e quindi anche di consentire di discernere. Alcune di queste modalità sono oggettivamente molto chiuse, no? Sono un po' quelle della élite. Altre sono di circostanza, perché sono un po' degli occasioni, dei momenti o degli eventi che vanno organizzati perché fanno parte un po' dell'abitudine e come dire, del vivere in un certo modo. Altre ancora sono di sostanza. Ecco, io credo che il giornalismo che verrà è uno di questi eventi. È un evento vero, autentico, credibile, con la E maiuscola, perché rappresenta valori e contenuti di qualità che il servizio pubblico deve ascoltare, riconoscere e poi conoscere e quindi promuovere. Cioè è un processo che può sembrare complesso, ma in realtà è molto più semplice. E dico questo perché? Perché la RAI deve essere incubatore, e noi ci stiamo sforzando in questi mesi di appunto, come diceva giustamente Giorgio Romeo, la nascita di una nuova direzione, quindi ancora giovane, ma ci stiamo sforzando di essere incubatori delle buone pratiche, delle buone notizie e di cercarle nei luoghi più bui e di illuminarle con la nostra forza editoriale. Come ha detto giustamente prima anche Piraneo, no? Cioè cercare di illuminare situazioni che apparentemente magari non fanno notizia o non sono degne dell'attenzione della pubblica opinione. La moralità e l'integrità, questo lo pensiamo sempre noi naturalmente, di chi fa il mestiere del giornalista, l'amore e la dedizione del proprio lavoro hanno consentito negli anni di creare professionisti che nel solco e nella memoria dei loro maestri, come è stato nel caso di Morione, ogni giorno onorano il nostro paese. Noi non smetteremo mai di ripeterlo. Stiamo facendo una battaglia su questo, una battaglia editoriale, ma anche una battaglia di direzione. Noi non stancheremo mai di ripetere che vanno combattute tutte le diseguaglianze, tutte le ingiustizie, va osteggiato, va sconfitto quel senso comune che ormai fa presa sulle nostre coscienze, cioè che è quello di far finta di non vedere, far finta di non osservare che il mondo e l'umanità sono piegati ormai al servizio di interessi personali, oppure di casta,
il cui unico obiettivo di questa gente è conservare e moltiplicare il proprio potere, i propri privilegi, le proprie utilità, a dispetto di chi? Del prossimo. E questo è esattamente il contrario della nostra missione, sia come editore, quindi come servizio pubblico, sia proprio come direzione, perché è una policy della mia direzione, che è quella di servire il pubblico. Fare servizio pubblico è servire il pubblico che ci ascolta, i 60-70 milioni di italiani, realizzando le condizioni per favorire e rafforzare il bene comune, senza mai dimenticare nessuno, perché sennò lo confiniamo all'invisibilità. Il progetto che è stato presentato oggi, secondo me, secondo noi, deve guardare lontano, cercando di incarnare la storia migliore dell'informazione e quindi del Paese. Una storia da preservare, da tramandare, affinché possa restare memoria condivisa da offrire a chi, cioè da offrire, direi anche da donare a chi? Alle nuove generazioni, cioè a tutti coloro a cui questo bellissimo progetto del giornalismo che verrà offre proprio ai giovani. Quindi grazie a voi tutti, grazie anche a tutto lo staff, perché immagino che avrete uno staff piccolo, medio, grande, comunque di persone che hanno lavorato con voi, che collaborano a questo progetto, chi da volontario, chi magari no, però diciamo questa è una pagina molto bella della Sicilia, una pagina molto bella del Mezzogiorno italiano, una pagina molto bella di tutto il nostro paese, e la RAI e la nostra direzione faranno di tutto per sostenerla e sostenervi in questa occasione e anche in occasioni future. Grazie e complimenti sinceri, sono complimenti sinceri e affettuosi. Grazie. Che dire, per noi è veramente prezioso sentire queste parole, perché penso veramente incarnino un po' lo spirito di quello che stiamo facendo, e anche un'idea di Italia che possa appunto da una delle sue regioni porre delle riflessioni su queste tematiche. Il tema del sociale, come avete capito, come ho cercato di ribadire sempre, è molto importante per noi. E io a questo punto passerei a raccontarvi velocemente il programma, che poi ognuno avrà modo di approfondire in dettaglio, e per me è veramente un onore poterlo fare. Il workshop sarà disponibile sia in streaming, abbiamo tutte le attività della scuola superiore saranno trasmesse in streaming, la serata a teatro sarà accessibile tramite prenotazione, e vediamo questo programma. Allora, giovedì quello che vediamo è tutto quello che sarà pubblico, perché ci saranno tutte le attività laboratoriali in più per i corsisti, ma tutto quello che io vi sto presentando è tutto quello che sarà possibile fruire per la città, per tutti coloro che vorranno anche seguirlo in collegamento in streaming. Partiamo giovedì 17 con una riflessione sullo slow journalism dalla carta al web, e lo facciamo con Alberto Pugliafito, che è il direttore di un progetto molto bello che si chiama appunto Slow News. Sono dei ragazzi, dei giovani che fanno un giornalismo seriale a puntate, un po' in stile Netflix, hanno un modello editoriale fresco e anche un business model molto particolare. Sarà bello parlarne. Ne parliamo anche con Annalisa Monfreda, che è la direttrice di Donna Moderna, appunto settimanale di approfondimento. Avrò anch'io il piacere di interagire in questo dibattito.
Proseguiremo con la storia di Marta Petrusevic sul tema donne che cambiano il mondo, raccontando la sua storia, una storia che trovo incredibile, cioè di questa storica di fama mondiale, già docente ad Harvard, alla City University di New York, in fuga da una Polonia, da giovane, appunto una Polonia nazionalista e antisemita, poi si innamora del sud dell'Italia, poi va in America, torna qui e veramente poi decide alla fine di tornare in Calabria per cambiare qualcosa di concreto al sud. La intervisterà appunto, o dialogherà con lei, Annalisa Monfreda, e ci sarà un dibattito appunto sul tema del ruolo delle donne. Abbiamo parlato di collaborazioni, questa è realizzata, è una di quelle realizzate in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Catania. Sull'illustrazione editoriale avremo ospite Antonello Silverini, che è uno degli illustratori più noti del panorama internazionale. Potete vederlo spesso sul domenicale del Corriere della Sera, sulla lettura, ma ha lavorato anche per il Washington Post, per grandi testate internazionali. Dialogherà con lui il professore latino, Gianni Latino, docente dell'Accademia di Belle Arti di Catania, e quindi il tema del visivo, in che modo si relaziona, in che modo anche questo sarà il giornalismo che verrà, in che modo sarà possibile, ecco, tracciare uno storytelling che non sia solamente testuale. E ancora, questa è una partnership che vi annuncio in questo momento. Il workshop Il giornalismo che verrà ha stretto una partnership con Taormina Film Fest, che come sapete si terrà la settimana successiva a Taormina, e lo abbiamo fatto con un mutuo scambio, perché i direttori artistici del Taormina Film Fest, Alessandra De Luca e Federico Punticia, che sono dei giornalisti e critici cinematografici, parteciperanno a questo panel sul racconto del cinema tra giornalismo e critica, e lo farà anche Ornella Sgroi, giornalista catanese e critico cinematografico, e il workshop di giornalismo sarà poi ospite dentro il programma del Taormina Film Fest la settimana successiva. Questo per dire che questa è un'iniziativa che vuole essere sempre più di sistema, vuole essere assolutamente in dialogo con il territorio. Ne accennava poc'anzi la professoressa Seminara, in collaborazione con l'Istituto Musicale Vincenzo Bellini, comunicazione dello spettacolo, quale futuro? È una domanda tosta, alla quale proveranno a rispondere Biagio Scuderi, che è il giovane direttore comunicazione della Società del Quartetto di Milano, ma è stato anche il direttore di Amadeus Online, che ha delle idee originali sulla comunicazione dello spettacolo, e la responsabile spettacoli di un quotidiano nazionale, che è Raffaella Silipo, per la Stampa di Torino, e con questo sarà un panel molto avvincente. Abbiamo detto che il workshop vanta il supporto di Google attraverso il programma GNI, e questa sponsorship si esprime anche non solo consentendo ad alcuni giovani appunto di prendere parte al corso, ma anche si esprime anche con questo panel, che prevede l'intervento di Madhav Chinnappa, che è il Director of News Ecosystem Development di Google, il quale dialogherà con un grandissimo docente di giornalismo, che è Jeff Jarvis, della Newman School of Journalism alla City University di New York. Il panel sarà moderato da Anna Masera, che è il public editor della Stampa, e sarà introdotto da Karen Schinnerer,
che è la console per la stampa e la cultura del consolato statunitense degli Stati Uniti d'America di Napoli. Quindi anche qui il tema sarà il futuro delle local news, ma visto anche nel rapporto con le piattaforme, in questo caso con Google, e quindi sarà un panel di assoluto interesse. In collaborazione con l'Ordine dei giornalisti di Sicilia, e quindi introdurrà il presidente Giulio Francese, ci sarà un panel sul tema la figura del cronista ieri, oggi, domani, che è un panel molto, molto interessante. Vedrà dialogare Mario Barresi, inviato della Sicilia, una delle penne più belle e più brillanti del quotidiano catanese, e Guido Tiberga, caporedattore province della Stampa, già caporedattore centrale alla Stampa, e che oggi coordina appunto le edizioni locali del quotidiano piemontese. Quindi la figura del cronista inserito nel rapporto con il territorio. Modera Daniele Ditta. Ecco, raccontare il bene audiovisivo e sociale. Questo è un panel a cui teniamo moltissimo, perché parteciperà il cui presente Giovanni Parapini, e interverranno anche Roberto Di Bella, che è il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, e Monica Zapelli, sceneggiatrice. L'audiovisivo oggi presta sempre più attenzione, fortunatamente, al sociale. Ci sarà un caso studio, in qualche modo, che è l'esperienza di Liberi di Scegliere, da cui l'esperienza del presidente Di Bella, che è stata raccontata in un film, peraltro appunto trasmesso e promosso dalla RAI, e poi sarà un'occasione. Il direttore di RAI per il sociale appunto ci potrà un po' raccontare le esperienze in atto per appunto fare uno storytelling visivo di storie che riguardano il sociale. Quindi questo è un panel per noi veramente, veramente molto importante. In collaborazione con Etna Comics faremo un panel sulla graphic novel giornalistica. Lo faremo con protagonista Lelio Bonaccorso, che è un fumettista illustratore molto noto, che ha lavorato per grossissime case editrici, ma che è anche l'autore di Salvezza, una graphic novel ambientata sulla nave Aquarius, e quindi anche qui ancora il tema diventa: come è possibile far evolvere la narrazione giornalistica? Può una graphic novel essere un modo diverso di fare una narrazione giornalistica, una testimonianza di questo tipo? Le primavere arabe 10 anni dopo, questo è un panel che non poteva non essere moderato da uno storico come il professore Di Fazio, il professore Giuseppe Di Fazio, che ha molto studiato il tema e che vede due ospiti veramente incredibili, perché sono Domenico Quirico, insomma l'inviato della Stampa che non ha bisogno di presentazione, e Fernando De Aro, giornalista spagnolo, direttore della Tarde, una delle trasmissioni più seguite, trasmissioni radiofoniche più seguite in Spagna, e reporter che ha fatto molti servizi televisivi, radiofonici da zone difficili del mondo, e in particolare che appunto è esperto sul tema in oggetto. Avremo una serata di gala che, come già accennato, si terrà la domenica al Teatro Verga, quindi al Teatro Stabile di Catania. Questa serata vedrà ancora protagonisti Domenico Quirico e Giovanni Parapini. Perché la serata sarà una serata sul tema del racconto della realtà in varie forme, dalla forza testimoniale del giornalismo, di cui Quirico insomma è sicuramente un rappresentante, alle nuove forme di narrazione. Proietteremo
sarà presentato il cortometraggio Magic Show di Andrea Traina con Nino Frassica, che attualmente che poi verrà proposto dalla RAI sui canali RAI. Lo presenteremo insieme appunto al cast, agli autori, a Giovanni Parapini. E Magic Show è un corto che sensibilizza su una tematica molto importante, che è la ludopatia. Quindi è quasi un racconto, cioè è un racconto che parla di un tema che ci riguarda, che purtroppo ogni giorno impatta su molte persone, ed è una narrazione diversa di un fatto della realtà, che quindi in qualche modo è un altro aspetto nel nostro dibattito sulla comunicazione, sul giornalismo. Ci saranno degli interventi musicali a cura dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania, anche perché è bello che i nostri giovani possano avere dei giovani di talento, avere appunto degli spazi, e quindi questo è un altro piccolo tassello, ecco, di questo mosaico che stiamo costruendo. Il cambiamento parte dal sud. Antonello Piranio dialoga con Cetti Lauteta, questo non lo voglio assolutamente perdere perché mi riguarda da siciliano in particolare, ma non solo, insomma, penso che sia veramente qualcosa che promette qualcosa di molto coinvolgente. La stessa mattinata del lunedì avremo ospite Ferruccio De Bortoli, che non ha certamente bisogno di presentazioni. Si farà una conversazione sulla società del futuro. Peraltro De Bortoli, presidente di Vidas, anche lui molto attento alle tematiche sociali, come emerge un po' dagli ultimi libri. De Bortoli dialogherà con me, ma auspicabilmente con i 32 corsisti che sono i veri protagonisti, insomma, di questa iniziativa. E ancora il data journalism attraverso il caso Covid-19. Questo è un panel altrettanto importante, perché sui giornali abbiamo letto troppi dati, non sempre abbiamo saputo interpretarli, noi giornalisti non sempre abbiamo saputo tradurli in maniera tale da essere di aiuto ai lettori. Quindi un panel in cui abbiamo al tavolo Giovanni Zagni, data journalist e direttore di Pagella Politica, che è il principale sito di fact checking in Italia, il professore Ingrassia, ordinario di statistica all'Università di Catania, e Clara Attene, data journalist, per provare a capire come vanno approcciati i dati, anche per fare una comunicazione che sia più trasparente, più efficace, per tornare a quel concetto di servizio, lo spirito di servizio che dovrebbe essere, anziché principio di tutte le attività giornalistiche. Questi sono i panel pubblici, ma come vedete gli ospiti sono tanti, e tra questi alcuni terranno delle lezioni ad hoc per i corsisti, e alcune saranno anche accessibili sulla piattaforma SIGEF per l'aggiornamento professionale dei giornalisti. Ne cito qualcuno: avremo ospite Federico Badaloni, che è l'architetto dell'informazione del gruppo Gedi, e quindi l'uomo dietro i siti di Repubblica.it o della Stampa.it, per fare un esempio. Anche delle persone dal territorio, penso Antonio Parrinello, che è un fotoreporter, lavora per Reuters e appunto racconta la Sicilia per Reuters, oltre che per molte testate, tra le quali ovviamente il quotidiano La Sicilia, con cui si farà un dibattito sul tema della fotografia, e ancora tanti, veramente tanti altri.
Chiudiamo con questa citazione che è più un monito. Vedere ciò che abbiamo sotto il nostro naso richiede un impegno costante, è qualcosa che cerchiamo di ripeterci, perché in fondo il lavoro dei giornalisti a volte è questo, è quello di mostrare agli altri ciò che gli altri vedono ogni giorno ma non riescono a osservare o a comprendere veramente. Detto questo, io ringrazio davvero tutti gli intervenuti. Spero che questa, anche per quanti ci hanno seguito, che questa conferenza sia stata di loro interesse, ma credo che per il livello degli interventi ci siano pochi dubbi sull'importanza di quello che stiamo promuovendo. Vi aspettiamo assolutamente tutti a giugno e ricordo ai giovani che volessero partecipare al workshop che c'è ancora tempo fino a domani sera per inviare le proprie candidature. Ripeto, grazie a questa rete di sponsor e di partner il corso sarà offerto loro gratuitamente, verrà fatta una selezione appunto per merito e rispettosa dei principi di EI e per tutti gli altri il programma che vi ho appena mostrato appunto sarà aperto a tutti. Ci vediamo a giugno e grazie dell'attenzione.